Ciao Giuseppe. Un po' a sinistra. Un po' a sinistra. Chi? No, tu dico, guarda un po' a sinistra. Potrei parcheggiare. Ma no! Ciao Giuseppe. Vai a catarmi, Giuseppe. Vai a catarmi, sito bonti de sinto cosisarmi i canali della televisione. Non ciappo più niente. Vabbè, dai. Che se vede solo quei di Telepace, non prende. Quelli sono imbattibili. E non trae quel che ti vende la carrega che va su e giù per le scale. Quei dei materassi. Che tu sia che il voltorso del materasso perché il dice che se ne smenterà sempre le ciave a casa. No, ma guarda. Allora il voltorso quel col memory. Ma magari. L'hai detto così te puoi far de manco di Scrivermi la lista della spesa che quando arrivo al supermercato mi ricordo tutta. Fa piacere Giuseppe, vai a catarmi. Sì. Dai che ti ci magari ti si può già fare qualcosa che la Rai non si vede più l'aria. È vero. Però il abbonamento e voi che te che lo paghi. È vero anche quello. Vigliacchi te fa crompar e il coso decoder. Il coso sì. E dopo non ti ciapi niente. Cosa Lei è una vergogna. E basta. Che da quando che il coso terrestre le ho in sera una sorpresa. Che se venso dogo se te vedi tutto a scatti. Sì. Tutto coi quadratini ti senti la voce che pare che sia uno che le devo parlare dentro una ramina. Sì. Non capisci niente, non capisci. No, è tutta un'altra roba. Te avevi i canali dall'1 al 10, ti metti tutti l'1, il 2, il 3, rete 4, canale 5, su Siegare Italia 1 fino al 10. Sì, è vero. Sì, aveva anche l'11 e il 12. Ah, sì? Se mette i canali dove gara le donne senza reggipetto. No, dai. Pensava che non sapesse mia. Sapeva sì, dopo la cosa devi vai San Domenico. Vecchi ricordi, Adesso invece bisogna che se te vuoi vedere un canale bisogna che ti cerchi una mezz'ora che ne è uno sul 110 a te passi fa ora finire il film, fa ora finire. Sì. No, era me una volta, ti ricordo Giuseppe? Quando te vedi che te sei piccinite vedi a casa nostra a guardare la televisione il sabato di sera che ti piaceva il coso Vianello e la cosa Mondaini. Beh, bravi quelli, bravissimi. La televisione bianco-nero te vedi. E quando che era devo scominciare veniva fuori la freccetta bianca e il triangolino ed era ora di girare sul 2. Sul 2, esatto. Che scominciava e che non si ciappava mia neanche tanto bene neanche allora perché era una televisione beccia con le valvole. Che chiamavamo Ginetto Interferenza, ti ricordi? Chi scusa questo? No. Ginetto Interferenza. No, chi era? Quel che aveva la placca d'acciaio sul braccio. La placca di ferro che si metteva lì con la... e si metteva col braccio alto che dicevamo fermo lì e lei non si ciappa che poveretto quando che l'era straco che tirava su il braccio scappava più niente tu sai che diceva alza che il braccio lì che vuoi vedere il film con Gregory Speck voleva vedere il film con Gregory Speck quello era un buon uomo e stavo di sotto al cugino di sua cognate della sorella di Ennio Siore. Scusa? Come chi è questo Ennio presentatore? Siore. Perché? Siore. Sì, quel che quando parlava faceva così. Guarda che dice, Siore. Era guarda di quei bei programmi Giuseppe. Ti piace canzonissima. L'assa raddoppia, che era rischia tutto. Giochi senza frontiere. Bellissimo, che ti piace quando che lei faceva Pandolfi Pancagli. Sì. Ah, ti piace anche tanto oggi le comiche, ti ricordo? Certo. Coridolini, Coso Keaton. Buster Ciapli, ti ricordi? Chaplin, sì. Pipi Calzelong, Gian Burrasca, quella. Totò Le Macò, ti piaceva Ciccio e Franco, Gianni e Chinotto, Ricca Pino, Peppone Don Camillo, Pippo e Baudo, ti ricordi? Come Pippo? Quando che cominciava Giochi senza frontiere. Ah, che bei tempi! Era Don Lurio con le cose Klesler, te lo ricordi? Le gemelle. Ti ricordo Giuseppe che te avevi una paura di cosa? Belfagor! Uomo, te avevi una paura, te la guardavi con le rece così e quando aveva dentro Belfagor te accorgevi gli occhi te andavi dritto in gabinetto a fare le cacche!
Carosello. L'effetto belle le cacche. Sì, Ciao Giuseppe, non sta a urtare quando te fai le cacche. no, va bene, Non grazie, sto a grazie. sforzar mai. Va No, bene, ciao, zia, va grazie. bene. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi, i fattorini di Verona. Airforte, la Fal.0 Serramenti.